Alla vigilia della prima importantissima semifinale playoff in casa del Pescina, gara che si disputerà nello stadio di Avezzano, il sindaco di Catanzaro Rosario Olivo ha salutato simpaticamente e calorosamente la squadra giallorossa impegnata nell'allenamento mattutino al Ceravolo. Una visita inattesa ma molto gradita, durante la quale il primo cittadino ha manifestato tutto il suo attaccamento alla squadra, esprimendo ai giocatori tutta la vicinanza delle istituzioni comunali e della città che sogna la prima divisione. Io mi sono fatto vedere poco perché è meglio non fare passerella, però nei momenti importanti è chiaro che il cuore batte forte, siamo tutti con la squadra che ha fatto un bel campionato quest'anno e quindi merita veramente, è un bel traguardo, io me lo auguro e lo auguro a nome della città. Sia la squadra sia la dirigenza oggi hanno motivi di rimotivazione.